Eccoci qua. Ma lo senti queste urla da stadio? Le senti? Ma non è vero. Ci saranno almeno 800 persone, che bello. Ma dove ci entrano queste 800 come no, persone? guarda. Dai, la non è. signora saluta, la signora Pupillo, la Pupillo signora c'è Conti. sempre. Ah, ma guarda che bello, siamo veramente felici. Non lo so, Diccio. non lo so, ho paura per Diccio, il mio dito. rotto. Bene, Allora, oggi parliamo di lasagne. Mamma mia, che meraviglia, Però la mia vita, le lasagne. Parliamo di lasagne chiuse. Chiuse, Per quindi cui, come? in una teglia, a cartocciare. A cartoccio, vediamo, particolari, come particolari, dai, abbiamo vediamo. preparato le sfoglie che vedete qui, che abbiamo Sì. rigorosamente coperto con la carta forno. Sì. E siccome in cucina non si spreca niente, anche se la carta forno si è umidificata della pasta che era umida, Ok. la si può riutilizzare perfettamente, per cui non la buttiamo. Ok, non la buttiamo. Va bene. Va bene. Allora, come vedi abbiamo una besciamella che sappiamo, l'abbiamo detto 1000 volte Come si fa? Certo, sì. Questo è un ragù che abbiamo fatto con carne macinata, però stavolta l'abbiamo stracotta proprio perché ok. voglio che sia morbida. Morbida. Però il procedimento è quello di un ragù. Poi lo stringiamo e lo leghiamo sempre con un po' di latte, un po' di farina. Creiamo questa Il ro creiamo. Ru. Ecco il burro. Il ru. Questo invece sono la besciamella e salsiccia, Ah. con un cucchiaino appena di pomodoro. Bene, Basta, guarda, ma ce così. li spieghi pian Sono piano. ripieni così. Iniziamo a fare qualcosa. Poi abbiamo un pasticcio di lasagna, un tortino a base di pesce e nero di seppia. Ah, ma che bontà, Ma dai, nero una di cosa seppia. impressionevole, non te lo puoi immaginare. Innanzitutto andiamo a preparare il ripieno Sì, dai. del nero di Va bene. del pesce. Prendiamo innanzitutto il tagliere Sì. che usiamo per tagliare il pesce. Ok. Se non lo sai, si prepara. Per no, se no si impregna poi Abbiamo di questa pesce. seppia già pulita. Ok. Qui. Prendiamo Ma questa è una cotta, padella. no, è cruda. No, è cruda. Cruda. Prendiamo questa casseruola, la accendiamo. Mi dai un poco d'aglio, dammi, l'aglio. grazie. Lo potevi pulire, no? Invece tu non lo vuoi pulire. Facciamo Impuzzolisco così. le mani. La piccerita, l'abbiamo già pulito, vedi? Facciamo così. Mi dai un petit peu d'huile? Sì, Con eccolo plaisir. qua. Ok, E a voilà, te. l'olio. E voilà. E andiamo a tagliuzzare la seppia. La seppia. La seppia la useremo sia per fare il ragù che per il nero. Ok. Per cui andiamo a tagliarla piccola per fare il ragù, così. A me la seppia piace molto più del calamaro. Sì? Qual è la differenza secondo te? Nella carne. La carne è della più- seppia è più- più bella, più più serrata, soda, come dici tu. più spessa. Capito? Credimi, io non lo seppia perché mi piace, ma mi piace. Io non lo seppia. Ah, amica, come stai? Ma che ho dimenticato, ragazzi, Che hai scusatemi, dimenticato? ma l'ho dimenticato. Cosa hai dimenticato? Impressionante, Dici un la po'. colpa è tua, la colpa. Che ho fatto? Io non ho fatto Sì, niente. no, è colpa tua. Dammi il questo Che va vuoi? bene, Ah, così. ecco. Ecco qua, vabbè. La colpa è tua, Ciao camera di Desiree! Ma che stai Ciao facendo? camera mia! Ciao camera centrale, scusa. Amica! Come stai, La piccinita nostra, quella è la camera nostra piccinita. Perché fai così? Non lo so. Che tu non ce l'hai questo sentimento nei confronti delle telecamere. Dai, non ce l'hai. amica. Cioè, poi sono tutte uguali. Che ne sai che è maschio o femmina quello? Eh? Perché è maschio e Perché femmina? lo so, sai? perché Anica e Nica. Amica e Nica. Non si chiama la camera, che è il camero? È la camera. Allora sono tutte femmine. Tutte femmine sono. E andiamo qui, procediamo. Abbiamo messo l'aglio, l'olio, mettiamo un poco di sale, Certo. sale e andiamo a salare. Questo stiamo per preparare il nostro ragù. E lo facciamo andare in cottura. Nel frattempo prepariamo anche il nero. Ok. Per cui prendiamo un'altra pentola, Sì. che sarebbe la sorella di quella. Perché la sorella? Perché la sorella? Sono gemelle. Mi prendi anche dell'aglio, non me lo pulisce, vero? Perché ti sporchi Va le mani. bene, tu, te lo vabbè. pulisco, dai. Grazie. Questa la tagliamo grossolanamente, vedi, così. Grossolanamente.
e lo andiamo a mettere qui così, già in cottura. Questo continua a cucinare. Grazie, sei una stella. Ma che è Black oh. Mi viene ogni tanto di dire queste cose. Non dovrei, ma io le dico. Ecco. L'olio. Raccogliamo questo poco di calamaro, di seppia. Allora, quindi hai fatto una brunoise Sì, ormai è tutto brunoise, è tutto... di seppia, l'hai messa qui con un po' di olio È e un po' tutto d'aglio. Maillard, è E quella tutto invece bruno- l'hai fatto a Sì. striscioline, giusto? A striscioline, Hai fatto bravo, due preparazioni diverse. Desiree, adesso metto del fumetto di pesce, Fumetto di pesce, allora, ricavato con le teste dei gamberi, sì. Le teste dei gamberi, sì, l'abbiamo fatto Capito? vedere l'altra volta, sì, Sì. sì, sì. e andiamo in cottura. E andiamo in Dopodiché cottura. mettiamo un piccolo cucchiaio, mi dai un cucchiaino? Un po' di concentrato di Sì, pomodoro. di concentrato di pomodoro. Abbiamo macinato un po' la nostra seppia. Ok. Ora creiamo la crema. Sì. D'accordo, dammi un cucchiaio. Certo, a te. Cucchiaio qua. 1, 2, così. Tieni. Quindi questo non è altro che un ragù di seppia, abbiamo Brava, detto. brava, brava, brava. Una professoressa ormai, Guarda che faccio adesso. professoressa. Guarda che faccio adesso. Aggiunge un po' di fumetto. Aggiungo il fumetto per cremificare e un poco di latte. Un Me lo po' di versi un po' di latte? A filo? Sì. Allora, Allora. questo è il ragù che abbiamo fatto con la seppia. Il raguttino, Il nero raguttino. continua a cucinare. Il nero continua. Facciamo la preparazione, forza. Facciamo vedere delle parti di preparazione. Dai, Mi dai allora. il pennello, me lo dai il pennello? Questa il l'hai pennello. fatto tu? Sì, certo, me O lo l'hai dai il pennello? comprata? No, non l'ho Qua il fatto, me lo dai il pennello? pennello. Non è vero, l'hai comprato. dai. Vabbè, l'ho comprato. È se troppo ti piace perfetto, così. è troppo No, perfetto. È fine, non è tanto perfetto. Veramente, qualcuno è... Ok, mi dai Vuoi questo, questa? tutto il piatto, tutto il piatto. Tutto il dai. piatto, Sì, sì. allora. Allora, cominciamo, guarda. Prendiamo questa. Chiaramente tu lo sai perché dici che è perfetta. Perché? Perché è fina fina, l'ho tirata a macchina e non l'ho tirata a No, ma è mano. perfetta anche la forma, è tutto È perfetto. tutto tagliato a misura. Cioè, tutto così ordinato con la carta forno. Questo ho fatto tutto io. Ti ripeto, la carta forno non si butta. Sei troppo bravo, basta, Vedi? guarda. Questa qua così. Quindi fai una specie di mallo, come lo possiamo timballone. chiamare? Sì, 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 proprio così. Cucchiaio, cucchiaio, cucchiaio. Dove il cucchiaio, dove il cucchiaio, dove il A cucchiaio? te? E mettiamo E questo metti là. bel condimento di ragù qui in mezzo. Mentre lui continua a cucinare,
E ora andiamo a fare un altro strato. Ah, stratifichi nella, Certo. cioè nel timballo stratifichi anche. Certo, mettiamo questo. Facciamo, lo potremmo chiamare un millefoglie. Esatto, tipo millefoglie, bravo. Un millefoglie, dai, gli diamo questo nome. Millefoglie ti piace? Millefoglie Hai visto di qui che si sono lasagne. rotte, l'hai visto? E pazienza. Facciamo così. Facciamo così. Questa com'è? Precotta? Sì, No, l'ho cucinato. È già cucinato. Ok, facciamo così. Questo lo mettiamo ancora qua. Abundantum abundandares. E abbiamo finito questa preparazione. Ma ti faccio vedere cosa facciamo Che adesso. facciamo? Adesso mi dai un altro foglio. A te? Questa? O vuoi la pasta? Sì, se lo vuoi assaggiare. Grazie, guarda, speravo che me lo chiedessi. Lo sapevo. E andiamo a chiudere benissimamente così. Abbiamo È chiuso. molto buono questo. Riportiamo dentro, guarda, i bordi, così, da formare un tortino, vedi? Tortino che non è totino, è tortino. Tortino con la R. Ora, per andare, questi lembi che si compatteranno e non li vedremo così scomposti, qui gli diamo un'altra giratina che ci siamo quasi, Sì? andiamo a mettere un po' di besciamella normale. Ok. Così, vedi? Così, così, Così? così. Andiamo a chiudere i lembi e poi così facciamo sì che si formi una crosticina in cottura. E andiamo in forno. E andiamo in Voilà! forno, dai. E il Ecco. primo piatto è in forno. Dopodiché passiamo ai tradizionali cannelloni. Ecco. Seguimi, guarda. Ci sono. Perfetto. E allora, facciamo i cannelloni. Facciamo vedere come si fanno, giusto? Ok. Mettiamo questo qua così. Guarda, anche se si è rotto non succede niente. Va bene. Giriamolo al contrario. Va bene? E andiamo a mettere il condimento dei cannelloni. Allora, questi come li fai? Con ragù di tonno, Rago di giusto? carne, di carne. Di tonno questo. questo Ma è. quale tonno? Questo è carne. È carne? La mettiamo così. Ti premetto che noi lo facciamo vedere come si fanno, È buono. però non c'è bisogno che li facciamo tutti perché noi in effetti già una L'abbiamo preparata. li abbiamo preparati, capito? Per cui cosa facciamo? Chiudiamo così. Andiamo a chiudere il cannellone in questo modo. Tagliamo a metà Ah, così. vedi come sono i cannelloni vedete? fatti così, diciamo, freschi. Qui gli andiamo a mettere Un letto di la besciamella. besciamella, così. Guarda. Li adagiamo così. A casa poi continueremo questa, noi l'abbiamo già continuata. Vuoi che faccio io un guarda, cannellone? guarda, mettiamo della besciamella sopra. Guarda, vedi? Allora, Continuiamo, mettiamo un po' di parmigiano. senti, allora, abbiamo finito questi. Ti posso poi fare vedere una andiamo cosa? poi in pubblicità. Va bene, Dimmi. a dopo. Noi già li abbiamo. Continuiamo e li facciamo. Lo faccio va? io uno, lo faccio Continuiamo. io. Consigli per i consigli. Ed eccoci qua. Eccoci. Abbiamo messo i cannelloni in forno. Sì? Abbiamo messo il millefoglie, lo chiamiamo così, millefoglie di mare in forno. Adesso facciamo sempre con la lasagna il fagottino. Ok. Facciamo vedere come si possono usare diversamente. Perfetto. Questa è la lasagna, questo è il condimento che è a base di besciamella e salsiccia. Ok. Ecco ti qua, do un prendiamo cucchiaio. questo e lo mettiamo al centro così, guarda. Questo si intende in monoporzione. Sì, ok. Non per te, lo capisco, per la gente Vabbè, no, normale. monoporzione. È monoporzione. Guarda che facciamo, guarda come teniamo i lembi. Passo ad appiccicare quello che c'è sotto e poi faccio così. Capito? Che Abbiamo beh, fatto tipo una rosa Prendiamo. praticamente. il piatto. Un fagottino, un fagottino. Esatto, vedi, questo si è spiccicato e noi lo andiamo a appiccicare. Prendiamo la besciamella, così.
e andiamo a mettere questo, stiamo attenti a non romperlo, così. Ora ne facciamo questo, ci mettiamo questa crema sopra che serve da collante e da gusto. Ok. Una presa di parmigiano reggiano. A questo punto parlo con la piccola. Ma chi è la piccola? La piccola. Ma chi è la piccola? Anica, che oggi non ci ho parlato con nessuno. A questo punto ne faccio un altro e lo metto in forno. Va bene? Hai capito? Abbiamo fatto vedere come si può fare la lasagna in diversi modi. modi, Di solito non la noi la lasagna classica. come facciamo? Cannellone e pasticcio. Strati e... Stavolta noi invece abbiamo fatto il fagottino, il cannellone tradizionale e un millefoglie a base di pesce. Che io Pazzesco. sappia, secondo te, piace un millefoglie a base di pesce? Fammela assaggiare, non lo so. No, secondo te piace? E si dice che io sappia? Che io sappia, che hai detto? Non si dice che io sappia. Piace il millefoglie a base del ragù? Ma che di c'entra che pesce? io sappia? Che io sappia. Allora invece dovrebbe essere che io seppia, perché c'è la seppia. No, ragazzi, Non te me ne la vado, Non basta. te la dare. No, me ne vado. Aspetta. Allora qui ve lo posso dire, se n'è andata mia madre, torto non ne ha. Questa qui ti farà vedere le stelle di mezzogiorno. Che hai ti farà detto di vedere tua le madre? Non ho Niente. capito, scusa. Che Che hai la mamma detto? me lo diceva sempre. Cosa lo ti diceva? Perché ti sei messo con questa? Che io sappia, per fare la battuta della seppia, ragazzi. Ma Che non io posso- seppia, capite? Che io sappia. Per cui abbiamo fatto i cannelloni tradizionali, però il Ok. ragù stavolta l'abbiamo modificato. Modificato nel senso che, oltre a fare il ragù normale, io ho fatto sì che la carne proprio si stracuocesse. Ok. Capite? Ed è diventato, e sentirà in bocca una crema. proprio. Serrato, abbiamo visto, sì. Poi abbiamo fatto i fagottini a Bellini base di quelli. sola besciamella e salsiccia. Besciamella e salsiccia. Che c'era dentro? Non mi ricordo, che abbiamo Besciamella. messo? E salsiccia. E dentro che c'era? Besciamella e salsiccia. Oppure? Salsiccia e besciamella. Brava! Tutti li sai incredibilmente! Mi sento, non lo so. Poi sono anche belle, diciamo, perché sono... Poi lo da stesso presentare sono fatto, lo belle. stesso fatto di sapere che Brad Pitt ci segue sempre. Ma come Brad Pitt ci sempre, segue? lo vedo. Ma non me l'hai su detta YouTube, questa? sì. Ma veramente? Come lo sai? E come faccio io lo dico, Brad Pitt, come buona trasmissione, Brad Pitt, Brad Pitt, ha capito? Va bene. Senti, vuoi andare a vedere se sono pronte? Ah, ecco, andiamo a vedere se Per sono favore, vai a pronte. vedere. Vabbè, Vai a prendo la vedere. pezza. Non mi hai ancora spiegato cosa farai col nero di seppia, aspetta! Non mi hai ancora spiegato. Aspetta! E allora, Allora, fammeli vedere, dai. traditional Il cannellone. Allora, io sapevo che si potevano fare le lasagne con la pasta fresca, ma non sapevo i cannelloni. tutto per E compravo quelli là, diciamo, che poi... che li metti crudi. No, certo, Sì, il crudi problema e li fai era... cucinare con la Scusa, becciamella. in quel caso... Che sembra che mangi plastica. No, ma in quel caso il condimento dentro come lo metti? Perché Non hai visto che l'ho messo poco fa? Allora non eri attenta, la lasagna. Metti il condimento a rotoli. non ha capito. Dimmi. Del cannellone quello già fatto, quello Sì. del supermercato. Sì. Come si mette? Vai dal meccanico, ti fai prestare. Ah, per favore, va. Ragazzi, Perché io lo questi spingo sono- col dito, capito? Lo spingo. Ma Cioè, non sono bellini, guarda i non fagottini. no, i fagottini sono un No, non amore. sono bellini. Sì. Guarda i fagottini. Allora, fagottini con besciamella e Desi, ora c'è un salsiccia. momento particolare. Dai. Un momento particolare, dammi un coltello. Questa è la quello millefoglie sperucchino, di- sperucchino. C'è il momento particolare che... La devi sformare? Brava. No, brava, dai, sì. non me lo dire. Non te lo dico allora. Lo vuoi sapere tu? Sì. Penso che ci Pronta? siamo. Penso di sì. Prendiamo un piatto. Che fresa. Un piatto abnorme. Ok. È caduta! Siamo? È caduta. Oddio. Dai, ma questa è Oddio. bellissima. Ma che lasagne sono? Guarda che Bellissime. bella. E ancora non è finita. Perché? Che manca? Togliamo questo. Dici Cosa un po' che siamo detti manca. poco fa? E che ne so? Cosa siamo detti poco fa? Che la abbiamo lasagna... detto? Siamo detti in italiano. abbiamo detto? Siamo detti. si Che abbiamo detto? dice. Cosa siamo detti in italiano? Che abbiamo detto? Che era col nero di seppia. Ma non c'è il nero di seppia, non l'ho visto io. Ho visto Eccolo che c'era la seppia, ma non il nero di seppia. E che fai con quello? Regardi, sì? No.
Dai, ma pazzesco così. Qualche pezzetto di seppia. Dove l'hai presa questa ricetta tu? Questa è la mienne. Tua? Sì. Aspetta. Fagli fare questa colatura di copertura. Altri pezzettini di neri di seppia. Non doveva. Vabbè, dai. Non ti sembra un po' una torta? Abbiamo rimediato, esatto. Una di quelle torte, no? Sembra quasi una torta, vero, vero? Desiree, passiamo Dai, all'assaggio, passiamo però tu all'assaggio. devi andare, ti vogliono. Che devo andare? Ti vogliono. Ma chi mi vuole, Daniela? Sì, Non l'ho sì. vista. Ma dove? Là? Così non glielo faccio assaggiare le cose. Mica, non glielo faccio assaggiare, così faccio fare che ora viene, non mi cercava nessuno, perché. Che Scusa, voleva? ma chi mi ha detto? Nessuno mi ha cercato, non neanche c'è Daniela. Prendi i piatti e assaggiamo, Prendiamo dai. i piatti che assaggiamo, questi piccoli. Questi? Ah, quelli, va questi, bene. questi. No, mi piacciono questi. Hai Dai. fatto bene, hai fatto bene. Dai, che ho fame Allora. oggi. Mi prendi una paletta, la paletta. Cosa mi la paletta, consigli? la Da paletta, dove la paletta. iniziamo? La paletta, questa. Cominciamo da qua. E voilà. A voi, madame. Posso? Sì. Allora, com'è che la chiami C'è questa? ripieno. Fagottino? Sì, vai, prenditi Io la questo, chiamo prenditi rosa. No, ma prendo anche quella adesso, aspetta. certo, Questa certo. c'è la croccantezza della... Certo. Questi sono fagottini con besciamella e salsiccia. Ecco che c'è la besciamella. Ti piace Rosetta? Rosetta? Sì. Pina. Pina. No, perché sembra tipo una rosa. Pina. Com'è? Buona, buona. Bravo. Bravo. Buona? Posso togliere? Guarda, sei il mio chef preferito. Bravo. Bene. Adesso passiamo al cannellone. Ci proviamo un poco. Bella questa idea di chiudere in questo modo. No, è come si fa da sempre. Sì, quella? No, quella no, quella è un altro dei miei Le tue invenzioni? passatempi. Questo deve essere buono, vero? Senti la crema, la carne che è diventata una crema. Hai sentito? Certo, capito? Non l'ho sentito bene, aspetta. Hai sentito? Ecco, anche questo. Infatti io lo levo, se no non la finisce più. Bravo. E ora andiamo da Sua Maestà. Guarda, mi dai questo e mi dai una forchetta? Ferma. Ancora. Ottimizziamo i tempi, dai. Guarda, Desi. Taglio. Millefoglie, come si chiama lei? L'abbiamo chiamata millefoglie, l'hai chiamata tu millefoglie. Millefoglie al nero di seppia. C'è qualcosa che mi frena e noi lo leviamo. Eccolo dove era il freno. E questo è il millefoglie. Me lo si assaggi. Sotto c'è la crosticina, la senti? Ah, ti sta sciamando. Ma io perché non devo assaggiare? L'ha detto la... La direttrice. Ma, guarda, assaggio un po' questo. Sì, Grazie, questo, dai. grazie. Che c'è? È caldo il piatto. No, mi sento un canuzzo. Assaggia questo, io l'assaggio a me lo prego. E a questo punto pensi che possiamo salutare? Allora, Pensi che possiamo salutare? sì, possiamo Ancora. salutare, però ti devo dire che questa veramente... Va bene, Allora, bacetti. vi fidate di me? Vi Fidatevi di fidate? lei, fidatevi di Vi lei. fidate di me? È buona. Ciao. Ciao. Fatela a casa, millefoglie A base di Marx. a base di mare, una cosa proprio buona. Buono. Ciao. Alla prossima. Vi vogliamo bene. Vero? Lei di meno perché si mangia tutto, lei pensa solo a mangiare. No, vi voglio bene anch'io. Le lasagne chiuse, cestini di lasagne. 4 lasagne già bollite per i cestini. Per la besciamella 250 g di latte, 30 g di burro e 30 g di farina. Per il ripieno
2 nodi di salsiccia, parmigiano quanto basta, un cucchiaio di salsa di pomodoro, olio extravergine d'oliva, sale e pepe quanto basta. Cannelloni tradizionali. Partiamo dalla bella lasagna già bollita, la tagliamo a metà perché dobbiamo fare le fette grandi e così facciamo 6 cannelloni. Per il ripieno facciamo 300 g di macinato di vitello, una scatola di pelati, però chiaramente fate solo i pelati, la scatola gliela dovete levare, 50 g di parmigiano, 2 cucchiai di farina, un bicchiere di latte, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Tortino al nero di seppia in bianco. Ora dice, che vuol dire tortino al nero di seppia in bianco? Ve lo spiego. Facciamo 10 lasagne belle grandi già bollite, una seppia bella grossa, il suo nero di seppia. Se siamo fuori tempo, non trovate la seppia, non trovate il nero, comprate la seppia surgelata e vendono delle bustine di nero che, corrette con la giusta cucinatura, si possono cucinare. Un cucchiaio di doppio concentrato di pomodoro, un bicchiere di fumetto di pesce e uno spicchio d'aglio, che significa che dobbiamo fare un ragù di seppia che lo facciamo in bianco e poi ci mettiamo il nero di seppia. Ecco perché nero di seppia in bianco.